Buongiorno, benvenuti alla nostra rassegna stampa. Vediamo quali sono i fatti di oggi sulle prime pagine dei quotidiani. Naturalmente in primo piano la politica italiana con le reazioni e le conseguenze della sconfitta elettorale del governo con questo referendum. La maggior parte degli italiani ha scelto di votare no alla riforma sulla giustizia. Allora vediamo appunto quali sono le conseguenze, vediamo il Corriere della Sera, lo scossone nel governo. Si dimettono il sottosegretario della giustizia Del Mastro e la capo di gabinetto del ministro Nordio Bartolozzi. L'ira di Meloni faccia lo stesso anche Santanchè. L'ipotesi sfiducia la decisione dopo la vittoria appunto del no. Il sottosegretario: ho commesso una leggerezza, facendo riferimento alla vicenda, al caso che è scoppiato proprio su Del Mastro e suoi affari con persone vicine al clan dei Senese, e poi la resistenza invece della ministra di Santanchè, che dice: non è a causa mia che abbiamo perso. Vediamo ancora le altre notizie. Anche l'analisi del voto, la partita cruciale si gioca al sud, Napoli non è Stalingrado e la Sicilia non è diventata Cuba, eppure proprio il sud, fatta eccezione per la provincia di Reggio Calabria, ha votato compatto no alla riforma costituzionale dell'ordinamento giudiziario, assestandole forse il colpo mortale, ma soprattutto confermando che qui si giocherà la partita decisiva nelle elezioni politiche del prossimo anno. C'è chi già dà delle letture a questo voto in vista poi delle prossime politiche che potrebbero riservare anche delle sorprese. Intanto vediamo le altre notizie. Il Medio Oriente, le prime navi passano a Hormuz, il Pakistan media, Trump: ho vinto, il piano degli Stati Uniti in 15 punti inviato all'Iran per una tregua, per un accordo appunto sulla pace. E poi la classifica mondiale delle università, la migliore è la Sapienza di Roma, in testa negli studi classici, si conferma al primo posto per la sesta volta. E poi la fotonotizia dedicata al cantautore genovese Gino Paoli, che è scomparso ieri all'età di 91 anni. Paoli, il rivoluzionario che cantava l'amore, i successi, le passioni, il tentato suicidio. Addio al cantautore, l'uomo che voleva provare tutto, scrive in un articolo Aldo Cazzullo. Walter Veltroni: quando dividevamo i banchi del Partito Comunista Italiano, lui fu eletto, Paoli, alla Camera, e poi le donne della sua vita, Sandrelli, Vanoni, e poi 50 anni con Paola. Vediamo la Repubblica di oggi: terremoto nel governo, travolti dalle inchieste. Del Mastro e Bartolozzi lasciano dopo il no al referendum. Il sottosegretario: ho commesso una leggerezza. Meloni chiede le dimissioni di Santanchè, anche lei finita in un'indagine. Auspico la stessa sensibilità istituzionale, ma la ministra resiste. E poi la democrazia che viene salvata dai giovani, c'è sentore di riscossa nell'aria di questa primavera. La vittoria del fronte del no potrebbe segnare davvero l'inizio della riconquista di posizioni perdute negli ultimi anni da parte delle forze democratiche. Un referendum che ha portato alle urne appunto tanti giovani. C'è anche un'intervista a Romano Prodi: primarie, punto d'arrivo, teniamo viva la partecipazione. L'esecutivo di destra, non potendo cambiare i motori, fa saltare i fusibili, batterlo sarà più facile, sono le parole del professore. Nella taglio basso: addio Paoli, la musica senza fine. Il cantautore genovese è morto a 91 anni. Sue alcune delle canzoni più belle mai scritte, come Il cielo in una stanza. E poi il ricordo di Renzo Piano, anche lui genovese, che dice: amici da una vita, lui era il cantastorie, io il geometra.
Vediamo La Stampa, governo slavina referendum, via del Mastro e Bartolozzi, Nordio in bilico, colpa mia la sconfitta, ha detto il ministro della giustizia, mentre la Santanchè resiste nonostante la Meloni abbia praticamente chiesto esplicitamente che si dimetta i contatti con il Colle. Ancora vediamo il centrosinistra, Franceschini, PD, attenti alle primarie, centrosinistra che adesso cerca di individuare un leader appunto di questo fronte, e poi così si rischia il tutti contro tutti. Il cielo di Gino è il titolo per raccontare la vita di Gino Paoli, che si è spento appunto ieri, da Senza fine a Sapore di sale, è stato la colonna sonora dell'Italia. Avvenire di oggi, vediamo intanto la guerra in Medio Oriente, in alto prove di accordo tra Iran e Stati Uniti, la carta Pakistan che potrebbe avere un ruolo di mediatore, diplomazia al lavoro per un incontro a Islamabad, a Roma, mano nella mano la madre israeliana e quella palestinese. E poi effetto a cascata, appunto gli effetti di questo voto, la vittoria del no al referendum tanto caro al governo Meloni sulla giustizia, dimissioni per il sottosegretario Del Mastro e la capa di gabinetto Bartolozzi. E ora sale il pressing di Meloni su Santanchè, Nordio, io responsabile politico della sconfitta. Ancora, andiamo a vedere il resto del Carlino, dimissioni nel governo, Meloni scarica Santanchè, poi Gino Paoli nell'immensità del cielo. Vediamo in alto un'altra notizia, a Forlì la storia di questa maestra che si è laureata a 79 anni dopo una vita in cattedra, è lei che dice ma chiamatemi maestra, è la storia di Antonia Mazzoni che viene raccontata oggi dal Quotidiano Nazionale. E poi vediamo invece in basso lo spreco nella sanità, scandalo plasma nelle Marche, personale assente, 2000 sacche gettate via, Acquaroli chiede verifiche. Il Messaggero di oggi, vediamo intanto questa notizia, il turismo di lusso punta su Roma, la fiera Duco Italy sceglie la capitale, e poi anche qui apertura dedicata naturalmente a questo terremoto nel governo con queste due dimissioni, una da parte del sottosegretario Del Mastro, finito in un'inchiesta, in un caso che è scoppiato in queste ultime settimane, e poi anche il capo di gabinetto del ministro Nordio. Tutti e due hanno fatto un passo indietro per le loro vicende giudiziarie, per le inchieste appunto che li vedono protagonisti. Adesso Meloni è in pressing su la ministra Santanchè, anche lei indagata, che però resiste. Vediamo poi invece il Medio Oriente, Trump, adesso l'Iran vuole trattare, dice il presidente degli Stati Uniti, piano appunto USA in 15 punti, tavola Islamabad, ma il Qatar blocca l'export di gas, nervosismo sui mercati. Notizia che vediamo meglio sul Sole 24 Ore, causa di forza maggiore, Qatar Energy sospende le forniture di gas liquefatto, stop per Italia, Belgio, Corea del Sud e Cina. Vediamo il Fatto Quotidiano, fuori i primi tre, scrive il giornale, purghe meloniane, via Del Mastro e Bartolozzi, Santanchè è in uscita, resta solo Nordio che difendeva i suoi, la premier Daniela a casa. Mentre invece vediamo il giornale Libero che scrivono rivoluzione Giorgia, la premier fa dimettere Del Mastro e Bartolozzi, non siamo la destra che difende la casta, e chiede un passo indietro anche alla Santanchè. Vediamo Libero, dicevamo, la motosega di Giorgia, controffensiva Meloni, Bartolozzi si dimette, Del Mastro la segue ma no, non ho fatto nulla, ha detto appunto il sottosegretario. Palazzo Chigi spinge anche la Santanchè all'addio. Gelo col Premier. Sempre sulla prima pagina di Libero vediamo anche le primarie tra i partiti di opposizione, primarie in vista tra Colle ed Elli. Ora è faida per la leadership, ma la sinistra non ha i numeri per vincere. E allora andiamo a vedere anche
il manifesto. Anche nel manifesto vediamo si parla di primarie. Conte insiste, gelo del PD, il leader 5 Stelle prepara la sua campagna, Dem e AVS, prima il programma Salis, io non corro. E poi strage di Stato, questo è il titolo appunto per parlare dei nomi che saltano, i nomi del governo Meloni, da sinistra a destra. Vediamo Bartolozzi, Del Mastro e Santanchè, che però ancora non ha rassegnato le dimissioni. Vediamo anche l'Unità, capaci di tutto e buoni a nulla, caos nel governo, saltano Del Mastro e Bartolozzi, bilancio di 4 anni, più morti in mare e più detenuti, scrive appunto l'Unità. Vediamo anche Domani, le grandi purghe di Meloni, via Santanchè e Del Mastro, tsunami nel governo. E poi Trump-Iran, la trattativa è un caos perché il regime non lascerà mai il controllo dello stretto di Hormuz. Il presidente insiste, gli ayatollah rinunciano per sempre all'arma nucleare, Teheran non conferma, Axios colloqui al via Domani, ipotesi Vance a capo della delegazione americana, i dubbi degli alleati. Il Mattino di oggi, referendum, scossa nel governo, Ministero della Giustizia, via Del Mastro e Bartolozzi, Meloni chiede le dimissioni di Santanchè, Nordio che si professa l'unico responsabile di questa sconfitta elettorale, nel centrodestra parte la sfida delle primarie come abbiamo visto. E poi ancora vediamo nel taglio basso a Napoli un altro pedone falciato, in poche ore 3 vittime, adesso basta. Lo studioso Italo Ferraro è stato travolto in centro. Vediamo anche il Piccolo di Trieste e vediamo che si parla di caro carburanti, primi distributori a secco. Effetti del conflitto in Medio Oriente, i prezzi del diesel ancora su, già azzerato il taglio delle accise, e poi a Trieste, a Gorizia e anche in Friuli, corsa al pieno agevolato, alcune pompe sono rimaste senza carburante. Vediamo anche sul Messaggero del Veneto, primi distributori a secco, ecco cosa fare, corsa a fare il pieno nel timore che i prezzi salgano e scorte esaurite in alcune aree di servizi. I carburanti in regione con lo sconto dell'agevolata sono ridiventati meno cari. Più di Hormuz sta pesando la psicosi degli automobilisti. Ci fermiamo, facciamo una pausa, ritorniamo tra poco con i fatti regionali. Vi aspetto. Bentrovati, seconda parte della nostra rassegna stampa. Prima di vedere le notizie sulle prime pagine dei quotidiani, vediamo anche gli aggiornamenti dell'ultima ora sul nostro sito siciliaweb.it e vediamo l'apertura dedicata a questa operazione antidroga, anzi più operazioni antidroga, 27 arresti tra Messina e Ragusa, sgominati 2 gruppi criminali. Allora andiamo a vedere all'interno questa notizia, 2 operazioni antidroga in Sicilia. A Milazzo è stato sgominato dai carabinieri un gruppo criminale dedito al traffico di hashish, cocaina e crack tra il capoluogo peloritano e la costa tirrenica, nell'area compresa tra Milazzo, San Filippo del Mela, Meri, Barcellona, Pozzo di Gotto e l'isola di Vulcano, con 17 arresti. Ma dicevamo non è l'unica operazione, perché 10 persone sono invece finite in manette nel ragusano. Con questa indagine coordinata dalla DDA di Catania, l'indagine avviata nel dicembre 2023, denominata Drug Parking, ha smantellato un'organizzazione criminale attiva tra Comiso e Vittoria, specializzata nello spaccio di cocaina e marijuana. Questa notizia in primo piano
in questo momento sul nostro sito, ma si parla anche delle dimissioni di Bartolozzi, fatali pure le frasi a Telecolor. Ricordiamo che è stata ospite del Punto su Telecolor ed è scoppiato uno scandalo nazionale per le sue affermazioni. Bartolozzi si dimette, poi grandina strato di 10 centimetri nel Ragusano. Ponte sullo Stretto, ANAC chiede una nuova gara. Torniamo alla lettura dei quotidiani, la prima pagina della Sicilia, il no. Terremota, Del Mastro e Bartolozzi. Meloni chiede anche la testa di Santanchè. L'effetto referendum, lasciano il sottosegretario e la capa di gabinetto di Nordio. Chigi in pressing sulla ministra. E poi vediamo anche le altre notizie. Questa sul ponte, l'ANAC che affossa l'iter, serve una nuova gara pubblica. La prima pagina di Catania, sempre all'interno della Sicilia, si parla del referendum, nonostante l'affluenza da record, quartieri popolari sempre in coda a Catania, le sezioni dove si è votato di meno si trovano nelle zone più antiche della città. Ma vediamo anche le altre notizie, revenge porn, la vittima, lo Stato dov'è? L'ex, uno straniero espulso dall'Italia, ha diffuso in rete le foto di questa donna, foto intime, scrive che mi ucciderà. A proposito di donne vittime, a Mascali attacchi sessisti alla vice sindaca, un gesto vile, saprò reagire, la denuncia ai carabinieri. E ancora ad Acireale, sopralluogo alla Timpa dopo il crollo di un masso, serve un piano. Vediamo anche in basso, condannato l'ex del Malpassotu per quanto riguarda appunto mafia ed estorsioni, e poi a Paternò il cimitero che sta cadendo a pezzi. La prima pagina di Palermo, della provincia di Palermo, vediamo Quattrocanti, l'invasione di abusivi e rave, la denuncia dei residenti, movida fuori controllo tra alcolici e feste da ballo nella piazza in centro. E anche qui si fa un'analisi del voto per questo referendum, l'assedio alla galla, strade e quartieri, il voto in città, critiche da sinistra, recriminazioni a destra, in periferia plebiscito per il no. Scoppia la lite tra TikToker e consigliere. Lo denuncio, il TikToker Alessio Ciolino ha fatto un esposto su una presunta aggressione da parte del consigliere di circoscrizione Salvatore Lupo. E poi ancora vediamo in basso, festino di Santa Rosalia, partono i preparativi per la processione. Repubblica Palermo, referendum, il caso Sicilia, Schifani e la galla sotto assedio. L'analisi dei flussi di voto, a Catania record di elettori del centro-destra che hanno scelto il no, Fratelli d'Italia e Lega chiedono un chiarimento. Il governatore, il risultato non incide sulla mia giunta. E poi i nipoti della primavera che scuotono la politica. Sono dei giovani appunto sostenitori del no. Andiamo a vedere all'interno quindi l'effetto referendum, Schifani e la galla che finiscono sotto il fuoco amico, gli alleati di Fratelli d'Italia e Lega chiedono un confronto nella coalizione, il presidente dice non incide sulla giunta, mentre il sindaco si smarca. Il Repulisti di Meloni, partito da Roma, agita anche i partiti del centro-destra in Sicilia travolti dalle inchieste giudiziarie. Nell'altra pagina la rivolta dei fondatori di Forza Italia per il tracollo della riforma. Tradita la memoria di Silvio dopo il flop, le accuse di Miccichè e La Loggia, Tajani convoca un vertice, Mulè, il governatore si faccia aiutare. Vediamo anche l'analisi dei numeri di questo voto, la diserzione a destra. A Catania un elettore su 2 ha boicottato il sì, lo abbiamo visto anche in prima pagina. L'analisi dei flussi dell'Istituto Cattaneo, in Sicilia record di votanti di Forza Italia, Fratelli d'Italia e Lega che non hanno sostenuto la riforma. A Palermo nella coalizione di governo 1 su 3 ha scelto il no o è rimasto a casa. Nel centro-sinistra invece trend più coerente.
Andiamo a vedere anche questa notizia. È un caso che arriva da Gibilman. Né scuola né vaccini, 2 bambini vengono portati via dalla comunità del Bosco. Sembra la storia della famiglia del Bosco, però in chiave siciliana. Il caso Gibilman, i minori hanno 7 e 11 anni. La procuratrice decide il trasferimento assieme alle madri a casa di un familiare. Nel Bosco di Gibilman c'è una comunità di italiani e stranieri che vive attorno a un santone. La situazione è sicuramente molto diversa rispetto a quella che raccontiamo ormai da settimane. Questa è stata la segnalazione, e con loro appunto ci sono dei bambini. Sabato mattina da Palermo si è mobilitata tutta la sezione di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, che opera all'interno della Procura per i minorenni. Anche la procuratrice Claudia Caramanna è andata a Gibilman, frazione di Cefalù, situata a circa 800 metri sulle pendici di Pizzo Sant'Angelo, all'interno del Parco delle Madonie. Dopo ore di ricerche nel bosco, investigatori e magistrati si sono imbattuti in un casolare abbandonato che un gruppo di persone ha risistemato alla meglio. Ma è di certo una sistemazione provvisoria, alquanto precaria, soprattutto per 2 bambini che vivono in questa comunità e che hanno, come dicevamo, 7 e 11 anni, uno è italiano e l'altro è tedesco, e sono subito scattati i provvedimenti per tutelare questi 2 minori. L'ultima notizia che vediamo oggi su Repubblica Palermo: si torna a parlare di caro voli per Pasqua, prezzi alle stelle. Per tornare in Sicilia costa meno volare negli Stati Uniti, quasi 700 euro il biglietto da Milano per chi parte il venerdì santo. Prenotazioni rinviate invece per il Sicilia Express, il treno della regione. E con questa notizia vediamo ancora la Gazzetta del Sud, scusate. Vediamo: terremoto nel governo, cadono le prime teste. Abbiamo ancora qualche minuto a disposizione. Apertura anche qui dedicata agli effetti di questo referendum nel centrodestra, soprattutto nel governo. E ancora raid e 3.000 parà sui tentativi di negoziato per quanto riguarda invece il fronte della guerra in Medio Oriente. Pakistan pronto a ospitare i primi colloqui di pace, ulteriori smentite di Teheran. E poi vediamo nel taglio basso: l'ANAC, restano irrisolti i nodi del ponte Malastretto, guarda già ai cantieri. Le audizioni sul decreto commissari alla Commissione Ambiente del Senato. Restiamo sempre sulla prima pagina, vediamo l'omicidio italiano a Milazzo. Il GIP Caristia autorizza nuovi accertamenti su alcuni reperti. E poi a Santa Teresa di Riva, 2 mesi dopo il ciclone, il lungomare torna totalmente percorribile. All'interno della Gazzetta del Sud si torna a parlare di questa inchiesta tra mafia e sanità. Il boss intercettato, finanziata la campagna di Iacolino e Tamaio. L'assessore regionale smentisce mai conosciuto, retroscena dell'inchiesta della procura sui rapporti tra Carmelo Vetro, appunto il boss di Favara, e l'alto dirigente, cioè Salvatore Iacolino, nominato alla guida del Policlinico di Messina e che si è dimesso. Le conversazioni registrate aprono uno scenario che accomuna ambienti mafiosi, imprenditoriali e istituzionali. L'ultima prima pagina, il Giornale di Sicilia: dopo il no cadono le prime teste, l'apertura dedicata agli effetti di questo referendum. E poi ancora: condannato per mafia, viene separato dalle figlie. Lo stabilisce il Tribunale minorile di Palermo, che sospende la responsabilità genitoriale di quest'uomo. Per le bambine è previsto un percorso rieducativo. E poi Turano: nell'isola forte calo della dispersione scolastica. L'assessore: su 705 scuole solo 57 con valori
sopra la media, Durigon in collegamento, e poi l'addio a Gino Paoli, il poeta della canzone, anche qui in prima pagina sul giornale di Sicilia. Aveva 91 anni, dal tentato suicidio agli amori tormentati, funerali in forma privata, ha rivoluzionato la scena musicale italiana con alcune delle liriche più famose. Ci fermiamo con questa notizia, grazie per averci seguito, la rassegna stampa ritorna domani mattina.